Maxi operazione antidroga ad Asti, un arresto e sequestri per milioni di euro. I carabinieri del comando provinciale hanno fermato un uomo e smantellato un importante deposito di stupefacenti e armi illegali. L'intervento è scattato il 20 aprile al termine di un'attività investigativa prolungata, basata su controlli mirati, osservazioni e monitoraggio del territorio. Nel primo immobile, in via Vaira, i militari hanno trovato una modica quantità di droga e 3 pistole, rinvenute tra abitazione, autorimessa e auto in uso all'indagato, un 47enne albanese con precedenti. La perquisizione è poi proseguita in un secondo stabile, in via Pallio, dove è stata scoperta la parte più consistente del carico, 22 kg di cocaina, sequestrate complessivamente 5 pistole, alcune rubate e una con matricola a brasa, un silenziatore artigianale, oltre 200 munizioni anche da guerra e materiale per il confezionamento. La droga, pari a circa 100.000 dosi, avrebbe fruttato fino a 5 milioni di euro sul mercato illecito. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Alessandria.